Austria, yeah? How many days you stay here? 3 days. It's beautiful Treviso? Yes. Yeah. Very, very beautiful. Bellissima, una bellissima città. Dall'estero e dall'Italia è boom di turisti a Treviso come non si vedeva da anni, pure prima del Covid. Per il ponte del 2 giugno tutto esaurito, in città non si trova un posto letto, sold out nelle strutture ricettive. Sold out per le nostre strutture ricettive è una grande soddisfazione, grazie alle grandi mostre, grazie alle manifestazioni enogastronomiche, grazie alle manifestazioni sportive di altissimo livello. Un'affluenza record cominciata già la scorsa settimana con il Giro d'Italia e poi proseguita. Le attrattive non mancano. I turisti in arrivo nella Marca per rimanerci più giorni sono per lo più stranieri, non mancano però i visitatori italiani. Abbiamo soprattutto riscontrato un gran numero di spagnoli, tedeschi, francesi e anche occasionalmente qualche inglese. Da Piazza dei Signori ai Buranelli alle colline patrimonio UNESCO, l'immagine che Treviso e il suo territorio hanno costruito in questi anni stanno portando i primi risultati. Newcastle in Inghilterra, nel nord-est Inghilterra, vicino alla Scozia. Perché Treviso? Sì, siamo stati a Venezia, bellissima città, eccetera, ma Treviso è un'altra cosa, è un gioiello un po' sconosciuto secondo noi. È la conferma che la ripartenza c'è e gli indicatori lasciano ben sperare, è il primo dato positivo dopo la pandemia. Certo, questo momento è veramente un momento ottimo, diciamo che stiamo tornando vicino alla normalità, no? Se ancora di normalità, perché problematiche ce ne sono ancora. Dopo le chiusure torna la voglia di viaggiare e di visitare soprattutto città di media e piccola dimensione. Diciamo un attimino più in periferia, quelle di provincia, e Treviso in questo settore sicuramente fa da regina. E in futuro? E in futuro continueremo a fare sinergia, ricordo la promozione con Ryanair, col Consorzio del Prosecco, la grande collaborazione con la Camera di Commercio e soprattutto continuiamo a vedere una città che rappresenta un territorio che rappresenta la città.